Grazie Marco, grazie. Sì, eccoci qua. Allora, siamo nell'ultimo appuntamento di quest'anno di Aspettando il Festival di Caorle Educazione. È l'ultimo appuntamento che ci introdurrà poi nella settimana che dal 29 aprile al 5 maggio ci condurrà al festival che noi abbiamo costruito, che questa amministrazione ha voluto e non solo l'amministrazione, tutte le associazioni, la parrocchia, tutte hanno partecipato affinché questa cosa si avverasse, anche per il secondo anno. Questa sera abbiamo un tema molto bello, un tema che sta a cuore soprattutto a noi papà, genitori, che ha molto da dire, ha molto da insegnare, ha molte domande da aprire, perché il tema del padre ultimamente è un tema, come sapete, scottante. Io credo che il dottor Marchesini, che stasera ci aiuterà a capire chi siamo, un po' di più, ok? È un'occasione di giudizio, cioè per capire bene a che compito siamo chiamati. E badate bene, non è solo il compito del padre, ma è anche il compito della madre, è il compito della famiglia, cioè quello di accompagnare i nostri figli a un futuro migliore possibilmente, no? Roberto è uno psicologo, è uno psicoterapeuta, ma è anche uno scrittore e lì troverete dei libri che abbiamo messo a disposizione. È anche saggista e giornalista, è una personalità, è una persona molto autorevole nell'ambito educativo ed è per queste ragioni che abbiamo deciso di introdurre l'ultimo appuntamento del festival, perché con lui poi ci lanceremo su questa avventura che è l'educazione. Io senza parlare altro devo solo aggiungere una cosa, una notizia di servizio, c'è la diretta streaming. Per chi di voi avesse lasciato la propria metà a casa, sappia che il link di Caorle produce in diretta streaming l'evento di stasera e poi comunque lo troverà online, eventualmente se si volesse rivedere, riascoltare. Ed è una grande occasione, grazie Roberto di essere qui con noi, di ascoltarti, spero che poi potremo aprire anche le domande, no? Se ci saranno delle domande che verranno fuori da voi, io credo che sia importante approfittare di una esperienza come la sua per poter magari snodare, no, delle questioni che ci fanno o ci bruciano, o ci fanno male o ci fanno soffrire in qualche modo. Va bene? Grazie Roberto. Bene, vi ringrazio per l'invito, innanzitutto, che mi ha fatto molto piacere, e poi per la presenza. Allora, non sono stato io ovviamente a tirare fuori dal cilindro questo tema del padre, mi piace citare Claudio Risè, che considero un maestro, che ha lavorato tantissimo su questo tema, vi invito anche a conoscere il suo lavoro. Però c'è stato un momento, ve lo voglio raccontare, che mi ha fatto scattare un pochettino questa scintilla, cioè chi è il padre, che ruolo ha il padre? E questa sera faremo una chiacchierata un po' su questi temi. E l'episodio è stato questo. Io ho cominciato a lavorare come psicoterapeuta familiare, sistemico familiare, quindi lavoravo con le famiglie anni fa, adesso non lo faccio più, e mi è capitata una volta la situazione di un bambino che aveva delle grosse difficoltà e che aveva dei chiari, evidenti segnali di mancanza della figura paterna. Okay? Era evidente, adesso non vi sto a raccontare tutta la situazione. E io e il papà avevamo avuto questa intuizione e quindi il papà diceva sì, mettiamoci in discussione su questa cosa, perché è come se io non avessi ricevuto un modello paterno, quindi io ho improvvisato, ho cercato di fare del mio meglio, ma non sapevo bene, no, qual era il ruolo del padre. E la mamma del bambino è intervenuta e ha detto: ma è strana questa cosa che voi dite, perché io ho l'impressione che mio marito e i suoi amici facciano molto più il padre rispetto alla generazione precedente, a 2 generazioni precedenti, cioè i nostri padri e i nostri nonni. E questa è una cosa interessante. Poi
chiacchierando un po', approfondendo un po' la questione, si è capito che questa mamma intendeva che suo marito, cioè il papà, faceva il mammo, cioè era molto presente, ma diciamo per coadiuvare e sostituire la mamma nel ruolo materno. Anche lei non aveva ben chiaro quale fosse il ruolo paterno, okay? Quindi c'era una percezione apparentemente diversa, ma in realtà c'era questo buco attorno alla figura del padre, okay? E da lì ho cominciato, soprattutto con i pazienti, perché i pazienti ti insegnano un sacco di cose, a lavorare su questo tema. Allora, questa sera useremo molto le immagini, anche la letteratura, spero, già sono noioso per conto mio, spero così di interessarvi un po' di più. Allora, cominciamo a vedere questo disegno, un disegno di Millet intitolato I primi passi. Ce ne sono diverse versioni, questa è un'altra, sempre di Millet, e questa è la più famosa, che non è di Millet, è di Van Gogh. Bravissimi, famosissima, su tantissime locandine, eccetera, avete visto questa immagine, che è un'immagine che a me ha sempre colpito. Ci sono tante cose che potremmo dire su questa immagine. Per esempio, è un'immagine molto connotata, adesso diremmo, dal punto di vista del genere. Perché? Perché se vedete il papà viene dall'esterno e ha con sé gli attrezzi del lavoro. La mamma viene dalla casa e ha con sé il bimbo. Altra cosa che potremmo notare sono i colori. Questo quadro ha due colori principali che sono il verde delle cose e l'azzurro delle persone e del cielo. Carina questa cosa, no? Però la cosa che mi ha colpito di più in questo quadro è il ruolo dei tre personaggi, il papà, la mamma e il bimbo. Questo quadro si intitola, come vi ho detto, I primi passi e rappresenta la scena dei primi passi come tutti ce l'abbiamo in mente. Nessuno ha cominciato a camminare così, però tutti abbiamo in mente che i primi passi avvengono così. Questi si chiamano archetipi, ok? Faccio un esempio di un altro archetipo. Se io vi dico, pensate a una casetta, ok? La maggior parte di voi, io per primo, penserà a una collina, casetta quadrata, tetto triangolare, camino, fumo e albero di fianco. Io case così non ne ho mai viste. Se qualcuno di voi l'ha vista, magari mi mandi la foto così la sfrutto per la prossima presentazione. Però tutti abbiamo in mente che la casa è quella. Okay? Ecco, questa è la scena archetipica dei primi passi. Cosa vediamo in questa scena? Vediamo la mamma che sta col bambino, sorregge il bambino e lo incoraggia ad andare verso il papà. Il bambino che lascia la mamma e fa per andare al papà, e il papà che si abbassa all'altezza del bambino ed è pronto ad accoglierlo. Ok? Ma la cosa più interessante è che questa scena non funziona, diciamo, a maggioranza, cioè basta che 2 su 3 facciano il loro lavoro e abbiamo i primi passi. Ognuno deve fare la sua parte, altrimenti niente primi passi. Per esempio, può essere che la mamma dice sì, è ora di fare i primi passi, però non si fida tanto del papà e allora magari tiene il bambino per le braghette e il bambino non riesce ad andare dal papà. Può essere che il bambino non sia pronto per fare i primi passi. Sapete che il pediatra dice a 1 anno i primi passi, ma qualche bambino 1 anno e 1 settimana, 1 anno e 20 giorni. Okay? E può essere che il papà non faccia la sua parte. Io mi immagino che il papà dice dai vieni che ti prendo, poi suona il cellulare e dice aspetta un attimo e niente primi passi. Okay? Quindi tutti e 3 devono fare la loro parte perché avvengano i primi passi. Questa scena dei primi passi però noi la ritroviamo, allora questa scena ricordatevela perché ci accompagnerà per tutta la serata, ok? Questa scena per esempio la ritroviamo quando i bambini sono un po' più grandi, per esempio quando questo bimbo farà i primi passi nel mondo degli uomini.
non siamo più intorno all'anno, siamo tra i 5 e i 7 anni più o meno. Okay? Qualcuno dirà, ma pensa, è proprio l'età del passaggio tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Io avrei detto l'asilo e la scuola elementare, perché sono vecchio. E questo passaggio è molto evidente. Basta andare a vedere una scuola primaria dopo qualche mese dall'inizio delle lezioni. Se voi andate per esempio in una scuola dell'infanzia, in un asilo insomma, vedete i bambini che giocano tutti insieme, fanno tutte le stesse cose, si picchiano, piangono, eccetera, eccetera. Se voi andate alle elementari, non vedete questa scena. Vedete che la classe è divisa in due gruppi, da una parte i maschietti, dall'altra le femminucce. Sono due gruppi che hanno un'identità molto forte. Per esempio, ma poi passa, per i maschietti le femmine fanno schifo. E per le femmine, non sono sicuro che questo passi, i maschi fanno schifo. Questi due gruppi sviluppano per esempio un tipo di gioco diverso. I maschietti cominciano a sviluppare un gioco competitivo, cioè perché un gioco sia un gioco ci deve essere uno che vince e uno che perde, se no non è un gioco. Sarà un lavoretto, un'attività, non è un gioco. Questa cosa non succede per le bimbe, che invece fanno un gioco di tipo cooperativo, cioè il gioco viene bene se, per esempio, giochiamo alle signore che fanno la spesa, se ognuno fa la sua parte e la fa bene. Anche dal punto di vista didattico emergono delle differenze. Per esempio a Milano c'erano, non ho ben capito, delle scuole omogenee, no, perché io ho collaborato con loro qualche anno fa, adesso non so più se hanno tenuto fede al modello, cioè delle scuole per maschietti e per le femminucce, alle medie e alle superiori. Okay? In queste scuole i banchi erano diversi. Nella scuola per i maschietti i banchi erano profondi. Perché? Perché i maschietti avevano il bisogno di delimitare il territorio, di mettere gli astucci, i quaderni, i libri, eccetera, eccetera, e di difendere il territorio. Infatti ogni tanto capita che il compagno di classe scivola col gomito nel banco di fianco e tu sei autorizzato a infilarsi la penna Bic nel gomito, no? Succede ogni tanto questa cosa. Questa cosa di segnare il territorio, di avere il proprio territorio, mi ricorda per esempio i cagnolini maschi, no? Se qualcuno di voi ha un cane maschio e deve fare la pipì, nella scuola femminile questa cosa non esiste, ma anche i banchi sono diversi, sono banchi meno profondi, perché alle bambine basta appoggiare libri e quaderni a avambracci e loro sono a posto, non hanno un territorio da proteggere o da difendere. L'intervallo è diverso. Nella scuola maschile l'intervallo era piuttosto lungo, perché mi hanno spiegato che i ragazzi, i bambini, dovevano avere il tempo di organizzare un gioco di movimento, che poteva essere calcio, che poteva essere palla prigioniera, che poteva essere picchiare Pierino, eccetera, eccetera. Okay? Ci vuole tempo a fare le squadre, ci sono i capisquadra che scelgono uno da una parte e uno dall'altra, ci vuole un po' di tempo. Okay? Se i maschietti non hanno questo sfogo fisico, è come se non staccassero, quindi riprendono le lezioni ma non ci sono. Okay? Invece nella scuola femminile l'intervallo era più corto, perché le bambine non hanno questa esigenza, anzi un insegnante mi dice perché poi se lasciamo un intervallo troppo lungo cominciano a litigare, quindi è meglio accorciare l'intervallo. Ecco, queste differenze emergono proprio intorno a quell'età, 5-7 anni. Okay? E a quell'età il bambino deve fare esattamente la stessa cosa, cioè deve lasciare la mamma e andare verso il papà. E anche lì serve la collaborazione di tutti e tre i protagonisti. Cosa succede a quell'età se il bambino non è pronto? Vi ricordate prima il bambino non è pronto per fare i primi passi? Io ho avuto dei pazienti che in quella fase di passaggio hanno avuto delle lunghe ospedalizzazioni. Quindi il passaggio tra il branco di puffi e il mondo diviso in due, maschi e femmine, loro non l'hanno vissuto in modo graduale. Si sono ritrovati in un mondo diviso, competitivo,
all'improvviso, e hanno fatto molta fatica. Ci hanno messo un po' a capire come funzionavano le cose. Okay? Può essere che la mamma tenga il bambino per le braghette, abbiamo detto prima. In che modo a 5-7 anni la mamma può tenere il bambino per le braghette? Vi faccio vedere questo schema. Questi due in realtà. Allora, quello in alto a sinistra è lo schema della famiglia di Salvador Minuchin, che è uno psicologo familiare, uno dei pionieri della terapia familiare, che ha lavorato nella seconda metà del Novecento, che dava un'idea di famiglia, aveva una visione di famiglia che adesso probabilmente faremmo un po' fatica ad accettare. Okay? Lui diceva: la famiglia è una struttura gerarchica, nel senso che in famiglia non sono tutti uguali. Adesso c'è un po' il modello, diciamo, democratico della famiglia, ok? Ma lui diceva: la famiglia è una struttura gerarchica, cioè c'è un primo piano e c'è un piano terra. Al primo piano ci sono i genitori e al piano terra ci sono i bimbi. E uno dice: questa cosa non mi piace, perché quelli devono stare al primo piano e quelli al piano terra? In realtà, che è come dovrebbe essere, chi sta al primo piano è quello penalizzato. A volte questa cosa ci sfugge, ma l'uomo ragno ci insegna che a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Le personalità più importanti della nostra Repubblica, i ministri, che cosa vuol dire ministro? Servo. È così, quindi teoricamente, e noi questa cosa la ritroviamo nella famiglia, quindi chi sta al primo piano è penalizzato perché? Perché noi notiamo che tra primo piano e piano terra c'è una barriera semipermeabile, da una parte continua e dall'altra tratteggiata. In realtà ho sbagliato, avrei dovuto invertire le linee, ma le frecce ci aiutano. Vuol dire che da sotto qualcosa può andare al piano di sopra, ma dal piano di sopra qualcosa non può andare al piano di sotto. È chiaro lo schema? Ok. Che cosa sono quelle cose che da sotto possono andare sopra e da sopra non possono andare sotto? Sono, diremmo, tutte le cose brutte. Ok? Preoccupazioni, malattie, ansie, brutti voti. È giusto, dice Minuchin, che queste cose da sotto vadano al piano di sopra. Non è giusto che le brutte cose del piano di sopra finiscano al piano di sotto. Questo è uno dei problemi della famiglia intesa in senso democratico, dove tutti sanno tutto di tutto. Perché, adesso lo capiamo, quella barriera in realtà protegge quelli del piano terra da tutte le cose brutte del primo piano. E qui possiamo dire qualcosa a proposito dell'educazione. Questo schema ci ricorda una cosa che diceva Don Bosco, secondo me un genio inarrivabile Don Bosco. Don Bosco diceva: l'educazione è cosa di cuore, non è questione di preparazione, corsi, lauree, esperti, è cosa di cuore, cioè bisogna volergli bene a quelli del piano terra. Questa è l'educazione, cioè bisogna, per il bene di quelli del piano terra, prendersi tutti i nostri guai, non passarli al piano di sotto e trattenere tutte le schifezze del mondo in modo che quelli del piano di sotto ne siano protetti. E per fare questa cosa, che comporta un sacrificio, bisogna voler bene a quelli del piano di sotto, se no non c'è motivo per farlo. Questa cosa ci fa capire altre cose dell'educazione sulle quali ogni tanto si discute. Per esempio, i no, adesso non se ne parla più, ma qualche anno fa, i no aiutano a crescere o frustrano l'autostima dei ragazzi? Non se ne parlava, ok? Oppure l'orario di rientro. Ok, parliamo un attimo di queste cose. Non c'è nessun piccolo qua, vero? Quindi posso parlare liberamente. Noi sappiamo benissimo, ma non lo diremo mai neanche sotto tortura, che l'orario di rientro è inventato a caso.
è sparato proprio della più grossa. Non c'è nessun motivo per cui un ragazzino debba tornare a casa alle 10:15 e non alle 10:20 o alle 10:10. Non c'è nessun motivo. Però è una responsabilità dare l'orario di rientro, giusto? Perché se io ti dico 10:15 e alle 10:10 ti succede qualcosa, non me lo perdonerò mai. Se io ti dico 10:15 e tutti gli altri stanno fino alle 10:30, è un problema. Ma non c'è un vero motivo perché un ragazzino debba tornare alle 10:15. Ce lo inventiamo. E perché ci inventiamo l'orario di rientro? Facciamo un altro esempio, quello dei no, che viene più semplice. Facciamo che l'amministrazione comunale non ha pagato le ultime bollette, quindi proprio stasera ci staccano la luce e ci ritroviamo al buio in questa sala. Per pagare le bollette precedenti si sono vendute le sedie, ok? Quindi siamo in piedi al buio, non avete neanche il cellulare. Che cosa fate? Cosa fate? Cercate l'uscita. Dov'è l'uscita? Cosa cercate? La parete, giusto? La prima cosa che cercate è qual è il limite della stanza, giusto? Poi una volta trovato il limite della stanza, allora ok, mi sono orientato, allora l'uscita è di là, le finestre sono qua, la luce, giusto? Però la prima cosa dovete sapere dov'è il limite. E quando voi scoprite dov'è il limite, tirate un bel sospiro di sollievo, metà del lavoro è fatto, giusto? Il no, l'orario di rientro, sono il limite. In realtà noi ai ragazzi stiamo dicendo, guarda, so che per te è tutto uguale, 10, 10:15, 10:30, però fidati di me, l'orario giusto per rientrare a casa è 10:15. Quelli del piano di sopra sanno qual è l'orario giusto per tornare a casa. Il messaggio che passa è, quelli del piano di sopra capiscono qualcosa di come funziona il mondo. Sanno dov'è il limite. Sanno che c'è un bene, c'è un male, c'è un giusto e uno sbagliato. Questo è il messaggio che passa con l'orario di rientro e il no. Non è importante l'orario. Voi dite 10:15, tornano alle 10:20, sicuro, garantito. Ma è importante dirgli, guarda, alle 10:15 ti voglio a casa. Perché questo è la protezione che noi diamo ai piccoli. Allora, quando io ero in terza media, è dura la vita in terza media, non ci capivo assolutamente niente, perché uno raccontava in un modo, uno raccontava in un altro, eccetera. Qual era il pensiero che avevo in mente? Quando avrò 18 anni, finalmente avrò capito tutto, perché mi dà la patente, mi fanno votare, qualcosa avrò capito. Poi arrivato a 18 anni ho detto, però Senato ai 21, quindi ho ancora 3 anni di tempo. Poi ho detto, vabbè, facciamo i 30, poi ai 40, adesso confido nella pensione, ma prima mi hanno detto che in pensione non ci vado. Quindi. Però è così, io per affrontare questo mondo ho bisogno che qualcuno mi dica, guarda, ci si capisce, c'è un ordine, ok? Non preoccuparti, non aver paura. C'è un giusto, uno sbagliato, c'è un senso in questo caos. Questo è il messaggio che noi passiamo ai piccoli, con grande responsabilità nostra, quando diciamo dei no e diamo un orario di rientro. Questo è il messaggio che passiamo. Guarda, stai tranquillo, c'è un ordine, c'è un senso. E questa è la cosa importante. Mi spiego? Questa è la responsabilità che quelli del piano di sopra si prendono per proteggere i piccoli, per aiutarli a crescere, ad avere fiducia che si può diventare grandi, ci si può muovere in questo mondo. Poi, tanto che a un certo punto questi escono dal piano di sopra e si ritroveranno al piano di sopra da un'altra parte. E alla fine capiranno che l'orario di rientro è completamente inventato, però ormai ci sono al piano di sopra, ok? Quindi se la devono cavare. Però questa cosa serve ai piccoli, non serve a noi, per noi è un sacrificio. Per questo l'educazione è cosa di cuore. L'educazione vuol dire mi prendo io le schifezze del mondo, mi prendo io queste responsabilità perché tu possa crescere fiducioso, sereno, protetto. Poi tanto nessuno ti toglierà i guai che affronterai. Però finché possiamo, finché non ti robustisci, finché non ti fai la tua idea, eccetera, eccetera,
ci pensiamo noi. Ok? Quindi questo è quello che manca nell'educazione democratica, orizzontale, dove tutti sanno tutto di tutti. Che è quello che manca. Sapete come fate a far arrabbiare i ragazzi? Non è dicendogli no che fate arrabbiare, sì va bene, arrivano lo stesso in ritardo, un pochettino brontolano, ma se volete proprio mandarli fuori di testa dalla rabbia, sapete cosa dovete dirgli? Non lo so, fai tu. Qual è il messaggio? Guarda, nessuno ci capisce niente in questo caos. È e sarà così sempre. Io non posso guidarti, non posso aiutarti. È vero o no? È questo che fa andare fuori di testa i ragazzi. Quando dici, ma vedi tu. Come vedi tu? Sei tu mio padre? O no? Mi devi guidare. Poi io trasgredisco, io brontolo, però mi devi dire che c'è un giusto e uno sbagliato, che c'è un senso. Questo è il tuo compito. Giusto? Però, dicevamo, c'è la mamma che tiene il bimbo per le braghette, vi ricordate il punto? Allora, e arriviamo a questo schema. Allora, Minuchin dice, questa è la struttura della famiglia. Quando questa struttura viene alterata, qualcuno soffre, in genere i più piccoli, come avviene in tutte le cose del mondo. Okay? Questa è una delle volte in cui questo schema non è rispettato, che è lo schema che Minuchin chiamava del figlio genitorializzato. Cosa vuol dire? Se voi lo guardate, che differenza c'è? Che il padre è un po' periferico e tra parentesi, magari c'è, se c'è, insomma è come se non ci fosse, e uno dei figli è al piano di sopra, cioè uno dei figli ha perso quella protezione della barriera semipermeabile. Ok? Quando può succedere questa cosa? L'esempio più classico, siamo in Italia, quindi nessuno si scandalizzerà. Pensate a questo film in 3 scene. Prima scena, il papà e la mamma litigano furiosamente, volano parolacce, volano stoviglie, a un certo punto il papà se ne va sbattendo la porta. Scena seguente, la mamma se ne sta da sola al buio in cucina a piangere. Nella terza scena cosa succederà? Che uno dei figli andrà a consolare la mamma. Non importa quanti figli ha questa famiglia, il figlio genitorializzato è sempre uno, pensate a qualche situazione che conoscete, ok? Cioè uno dei figli rinuncia a quella protezione e si fa carico delle sofferenze della mamma. Che cosa potrebbe succedere? Vi dico 3 cose che ho visto in stanze di terapia quando ho visto queste situazioni. La prima, vi ricordate, vediamo se funziona, ecco, vi ricordate che il bambino deve lasciare l'abbraccio sicuro della mamma e andare verso il papà. Ma se io mi faccio carico di questa sofferenza della mamma ed è il papà a aver causato questa sofferenza della mamma, io non posso andare dal papà perché tradisco la mamma. Questa cosa si vede tantissime volte nel caso di famiglie conflittuali o separate. Gli psicologi, io ho lavorato 12 anni in tutela minori, lo chiamano conflitto di lealtà. Cioè, se io vivo con la mamma e simpatizzo col papà, sto tradendo la mamma. Se io invece magari con la mamma racconto alcune cose che ho visto a casa del papà, sto tradendo il papà, perché c'è conflitto. Okay? Questo si chiama conflitto di lealtà. Una delle prime cose, conflitto di lealtà, io non ci posso andare dal papà, perché aumenterei la sofferenza della mamma, ed è quello che non voglio fare. Seconda cosa che potrebbe succedere. Avete presente quei ragazzi dotati che però non riescono a studiare? Proprio a scuola, sto parlando di elementari medie, perché le superiori diventa un po' più complicato. Vanno a scuola, stanno tutto il pomeriggio sui libri e non gli entra niente. E uno dice, ma come? Eppure è intelligente, è dotato. È molto semplice. Questo figlio, se è il figlio genitorializzato, sta pensando a cose alle quali non dovrebbe pensare,
che sono più importanti delle tabelline, dei verbi, della scrittura in corsivo, eccetera, eccetera. Pensa magari che la mamma ha perso il lavoro, che bisogna pagare il mutuo della macchina, che la nonna sta male, che tra la mamma e il papà le cose vanno male. Tutte cose obiettivamente più importanti delle tabelline, ma dalle quali i piccoli dovrebbero essere protetti. Capite la funzione della barriera semiprotettiva? Sono queste le schifezze da cui bisogna proteggere i piccoli. Quindi a volte succede questo, che i ragazzi non si occupano delle cose a cui dovrebbero pensare i ragazzi, quindi amici, la scuola, lo sport, eccetera, eccetera, perché si fanno carico di cose che non li dovrebbero riguardare. Ci sono anche dei ragazzi, per esempio, dei bimbi, ma soprattutto dei ragazzi, magari che vivono con delle mamme sole, che sono angosciati per la sicurezza della casa, per cui non vanno a dormire se non si sono assicurati che le porte siano chiuse, le tapparelle abbassate, eccetera, eccetera. Non è compito loro, ci pensa la mamma. Chiaro? Il punto? Terza cosa che potrebbe succedere. Io mi faccio carico delle sofferenze della mamma, quindi la prima preoccupazione è non aumentare le sofferenze alla mamma, o le preoccupazioni alla mamma, o il dispiacere alla mamma. Quindi eviterò tutte quelle cose che alla mamma fanno dispiacere, o che secondo me alla mamma fanno dispiacere. Per esempio, andare male a scuola, frequentare cattivi ragazzi, ai miei tempi c'erano irripetenti, fumare di nascosto, o anche cose più semplici, tipo giocare a calcio quando piove, correre che sudi, oppure, questa si dice tantissimo dalle mie parti, nessuno ha mai capito cosa vuol dire, ma non uscire che c'è aria. Non so se succede anche qui a Carlo, le mamme dicono non uscire che c'è aria, nessuno ha mai capito cosa vuol dire, ma si sa che alle mamme questa cosa non piace, ok? Quindi io non esco che c'è aria, giusto? Il problema qual è? Che gli altri miei compagni di scuola, i compagni di catechismo, gli altri scout, eccetera, queste cose le fanno insieme e io mi sento sempre più escluso. E magari un giorno io penserò che sono io che non sono fatto per certe cose, per un certo stile di vita. Non è che ho rinunciato a certe cose perché secondo me alla mamma facevano dispiacere. Mi spiego? 3 conseguenze, così, le prime che mi sono venute in mente. Adesso dovremmo occuparci del papà, del ruolo del papà, che è un po' il protagonista. Intervallo. Questo è un affresco che c'è nella chiesa di San Vittore a Varese, che è la chiesa più importante di Varese. È un affresco del Morazzone, è uno pseudonimo, Morazzone è un paesino proprio sotto Varese, che rappresenta la Sacra Famiglia. Ora, ditemi se non è la stessa scena. Identica. La mamma sorregge il bambino che si protende verso il papà che si abbassa e fa per prendere il bimbo. Stessa, identica scena. Questo è un archetipo, capite cos'è l'archetipo? Questo è un archetipo. Ora dedichiamoci al papà, al ruolo del papà. Quindi, prima cosa, come funzionano le dinamiche tra il papà e i figli. E adesso usciamo un po' dagli schemi, dalla teoria, eccetera, eccetera. Entriamo un po' di più nel vivo, ok? Carne e sangue. E poi cercheremo di capire quali caratteristiche del papà facilitano questo ruolo. Okay? Però prima cerchiamo di entrare nel vivo del rapporto paterno. Dobbiamo uscire un po' dalla lezioncina, dagli schemi di Minuchin, eccetera. Per farlo ci aiutiamo con la letteratura. Ecco, questo lo riconoscete? Kafka, bravissima, Kafka, scrittore mitteleuropeo, famosissimo, per i suoi racconti, diciamo, grotteschi, sapete, il castello, il processo, la metamorfosi, no? Queste cose un po' inquietanti. Tra questi suoi libri, allora lui ha pubblicato la maggior parte delle cose dopo la morte, però lui era molto conosciuto a Praga all'epoca, era una personalità, si era ritagliato, diciamo, il suo spazio. A un certo punto lui scrive questo libretto, in Italia l'ha pubblicato Feltrinelli, proprio un libretto piccolo, che si intitola Lettera al padre. Non so se qualcuno l'ha letto.
Ecco, un libro bellissimo che però è un pugno nello stomaco, perché lui scrive una vera e propria lettera al padre, ma non gli risparmia niente. Per esempio, io mi ricordo questi episodi, tu volevi che noi a tavola stessimo composti, eccetera, eccetera, e quando tu mangiavi la minestra facevi dei rumoracci col cucchiaio. Kafka adulto che racconta queste cose del padre. E poi la scena forse più importante di questo libro è quando Kafka racconta che una sera, forse per capriccio, chiedeva insistentemente dell'acqua da bere. Io non credo che a casa Kafka avessero il rubinetto con l'acqua, neanche il frigo, ok? E il papà, esasperato da queste richieste, ha preso il bimbo con la camiciola da notte e l'ha messo fuori sul ballatoio, al buio, al gelo. E lui dice, è stato, noi adesso diremmo un trauma, un momento che non dimenticherò mai. Cioè tu, mio padre, che mi hai esposto al freddo, al gelo, mi hai abbandonato e tu con la tua forza, con la tua imponenza, hai fatto di me ciò che hai voluto. Quindi non mi hai protetto, ma mi hai esposto ai pericoli. Quindi proprio non gli risparma niente. Ma c'è una frase che mi ha colpito particolarmente di questa lettera al padre. Vedete che poi nella realtà i rapporti sono questi, non le teorie degli psicologi. Nella lettera al padre c'è questa frase che mi ha sempre colpito molto, che lui poi riprende anche nel processo, per cui questa cosa gli ronzava nella testa. Lui dice, ho l'impressione mascherata di qualcosa che tra noi non funziona per causa tua, ma non per tua colpa. Ripeto, ho l'impressione mascherata di qualcosa che tra noi non funziona per causa tua, ma non per tua colpa. Ora, quando uno scrive una frase così e poi la scrive anche in un altro libro, probabilmente merita un po' di attenzione. Come mai Kafka, cosa significa questa frase innanzitutto? Come mai Kafka scrive questa cosa nella lettera al padre? Come mai scrive questa frase proprio in quel pezzo particolare che è il culmine della lettera al padre? Allora, io me la sono raccontata così, ve lo dico, la condividiamo. Allora, noi europei abbiamo in testa una certa struttura che ritorna nella musica e ritorna nella letteratura. Nella musica, per esempio, questa cosa ha un nome, si chiama cadenza. Volete l'esempio più semplice al mondo di cadenza? Ci state? Io adesso vi faccio un pezzettino di melodia e voi la finite senza sapere qual è questa, ok? Papparapappa. Cadenza. Voi sapete già come va a finire questa cosa, giusto? È il giro di Do. Cioè, perché le canzoni di Ligabue piacciono? Perché sono il giro di Do, sostanzialmente. Cioè, ce l'abbiamo già in testa che le cose vanno a finire così. Il primo movimento delle sinfonie nel periodo romantico, ok, funziona allo stesso modo. E com'è che funziona questa cosa? C'è un tema, una nota, diciamo, poi questa cosa cambia, poi ci si trova da tutt'altra parte e poi si ritorna a casa. Ok, il giro di Do. Ma questa cosa c'è anche nella letteratura europea. Per esempio, prendiamo le favole, Pollicino, prendiamo le storie della Bibbia, che ne so, Giuseppe, prendiamo Ulisse, cioè la storia, bene o male, è sempre quella. C'è il piccolino, protetto, accudito, amato, che a un certo punto si trova abbandonato, esposto al mondo. Da lì ne succedono di tutti i colori, deve attraversare le foreste col gatto con gli stivali, la casetta di marzapane, il mar Mediterraneo con 10.000 pericoli, eccetera, e poi c'è il ritorno a casa. Pensate a Giuseppe, no? Più piccolo, preferito, i fratelli prima lo buttano nel po', poi lo vendono addirittura ai caravanieri, ok? E poi c'è il ritorno. E noi abbiamo in testa questo schema, tutti i film funzionano così. Il famoso lieto fine, questo qua è il ritorno a casa, ok?
Però ci sono delle cose molto molto particolari, anche queste che ritornano. La prima è questa. Quando il protagonista ritorna a casa, di solito quelli di casa non lo riconoscono. È vero o no? Torna Pollicino, è arrivato l'ambasciatore. Ma no, mamma, sono Pollicino. C'è Giuseppe che convoca i fratelli, il padre, e non lo riconoscono. C'è Ulisse che torna a casa e non lo riconosce. L'unico che lo riconosce chi è? Il cane. Poi se volete ce ne sarebbe da dire su questo cane. Ce ne sarebbe da dire su questo cane, ma non perdiamoci, così poi mi fate la domanda e ve lo dico. Non lo riconoscono. Perché non lo riconoscono? Perché non è più lui? No, è il contrario. Perché adesso è veramente lui. Prima, da piccolo, era tutta potenza, non era lui. Adesso è veramente lui. Per questo la gente non lo riconosce. Prima cosa. Seconda cosa è questa, che attraversare il mar Mediterraneo, le foreste delle favole, eccetera, non è gratis. Non è gratis. Bisogna perdere qualcosa. I protagonisti di tutte le storie europee, non dico occidentali, dico europee, perdono sempre qualcosa. Pensate che Michele Strogoff, l'ultimo dei Moicani, tutte le storie. Per attraversare la foresta devi graffiarti, devi sanguinare. I rovi ti lasciano delle cicatrici dei segni, non è che passi indenne. Pensate a Ulisse, proprio il classico esempio. Quando lui se ne va da Troia, ragazzi, lui è diventato altro che Achille, cioè lui è diventato il nuovo eroe dei greci. L'ha vinta lui la guerra, con l'ingegno, con un trucco, ok? Questi combattevano da 10 anni, arriva lui, per il cavallo. Quindi lui è un semidio. L'eroe per i greci era un semidio, no? Bene, poi comincia a ritornare, anche lì 10 anni per ritornare a casa, e ne combina di tutti i colori sto semidio, sto furbone. Cioè si ficca in una serie di guai e il prezzo, purtroppo, che è ancora più grave, non lo paga lui, lo pagano i suoi compagni. Lui li fa ammazzare tutti, con Polifemo, la maga Circe, eccetera, eccetera. Li perde tutti, alla fine torna da solo. Quello forse è ancora più grave che pagare con la propria vita. Lui fa pagare la sua stoltezza ai suoi compagni. Ma a un certo punto lo capisce, meno male, il furbone, quando noi capiamo che scatta qualcosa. Quando arriva allo scoglio delle Sirene. Vi ricordate? Che dice, io voglio ascoltare questo canto melodioso, ci risiamo, ma voi tappatevi le orecchie, legatemi all'albero della zattera, eccetera, eccetera, e qualsiasi cosa io vi dica, vi comandi, vi ordini, voi non mi dovete slegare. Allora, dal mio punto di vista, questo non è più l'Ulisse che ha vinto la guerra di Troia, questo è uno che ha capito che deve volare basso. Sì, va bene ascoltare il canto delle sirene, ma stai attento, trovati qualcuno che ti tiene per impedire che ti butti anche stavolta in bocca alle sirene, ok? Quindi ha capito il suo limite e l'ha capito perché ha pagato tanto sangue per questo limite, non è gratis, il sangue dei suoi compagni. Gli ha fatto capire che lui ha dei limiti. Ok? Ci siamo? Questa è la differenza tra l'eroe europeo e quello occidentale, per esempio hollywoodiano. L'eroe europeo paga sempre con il suo sangue, col sangue, paga sempre. Ok? Perché? Perché l'archetipo dell'eroe, non c'è neanche un crocifisso qui. L'archetipo dell'eroe è crocifisso, è uno che paga, ok? Che sanguina. Nei film di Hollywood non funziona così. Faccio 2 esempi, un po' datati perché io sono vecchio. Avete presente, non so, il secondo 007, quello con Sean Connery, dove c'è lui che esce dall'oceano con la muta da sub, si toglie la muta da sub e ha uno smoking impeccabile, va alla festa, prende il cocktail. Allora, se voi vedeste cosa ho qui dietro la schiena dopo una cena, non mi rivolgereste più la parola. Questi non fanno neanche una piega,
Pensate a Die Hard, cioè gli esplode sotto i piedi il grattacielo, lui si toglie i vetri di dosso, è bello come prima, come all'inizio del film. Okay? L'eroe europeo non è così, è uno che per diventare eroe, per diventare se stesso, deve sanguinare, deve perdere, deve incontrare il suo limite. Ci siamo? Ora il punto è, torniamo a Kafka, non è che mi perdo, sembro un incoglionito, ma torniamo a Kafka. Che cosa fa Kafka? Dal mio punto di vista fa esattamente questa cosa qua. Lui se ne va dalla famiglia, lascia il padre, va nel mondo, che era la società culturale della Praga dell'epoca, affronta una marea di pericoli e conosce il suo limite. Certo, a furia di bastonate, eccetera, eccetera, impara il suo limite. E poi ritorna a casa dal padre. Ma, vi dicevo, non è più quello di quando è partito, è cambiato tutto. Non torna più dal padre guardandolo dal basso in alto, piano terra, primo piano, ma adesso vede il padre faccia a faccia. E se lui è diventato adulto pagando con lacrime, sangue e ferite, capisce che se io sono uguale a mio padre è uguale a me, anche lui ha dei limiti come li ho io. È lì che uno capisce che l'orario di rientro questo poveraccio se l'ha inventato, che ha fatto del suo meglio, ma come io ho dei limiti, lui ha dei limiti. Non è più quello del piano di sopra, quello che sa come funziona il mondo. Mi spiego? E a questo punto succede qualcosa. Quando succede questa cosa, dovrebbe scattare, il perdono. Che cos'è il perdono? Qual è la parabola evangelica che parla del perdono? Sbagliato. L'amministratore disonesto. Vi ricordate la storia? C'è il padrone che scopre che l'amministratore ruba e gli dice: uè Ciccio, tu da domani andale, era milanese l'amministratore. E questo qua, prima di andarsene, dice: aspetta che mi faccio amico qualcuno. Chiama i debitori e gli dice: tu quanto devi al mio padrone? 50 litri d'olio. Fai così, tira una riga e scrivi pagato. Quanto devi al mio padrone? 100 kg di farina. Tira una riga e scrivi pagato. Il perdono è questa cosa qua, riconoscere che c'è un debito e rimettere il debito, il Padre nostro, rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. La prima fase del perdono è il riconoscimento del debito, questo lo vediamo quando andiamo a confessarci, che dobbiamo dire io sono in debito, ho fatto questo e quest'altro. Giusto? Quando si arriva a questo punto c'è il riconoscimento del debito, cioè tu mio caro padre mi dovevi questo e quest'altro e io non li ho avuti. Ma sai cosa c'è? Tiriamo una riga e scrivi pagato, non mi devi più niente. Perché? Perché sono tanto buono? No, perché ho capito che questo è il tuo limite, che è inutile che io dedico tutta la vita a cercare di riscuotere un debito che il debitore non potrà mai pagare, giusto? Tanto vale che la facciamo finita così e io penso agli affari miei, perché sapete, quando c'è un debito importante, chi non dorme? Il creditore o il debitore? Il creditore non dorme, il debitore dorme tranquillo, vero o no? Ecco, allora facciamo così. Tu mi devi queste cose, perché se non c'è questa arrabbiatura, il riconoscimento del debito, non c'è perdono, Tira una riga e scrivi pagato, basta, la finiamo qui. Non sei stato il padre che avrei voluto, non sei stato il padre al quale avrei avuto diritto. Ok, non lo sarai mai. Intanto ho capito che non è colpa mia, ma è colpa tua. Ma poi, se questo è un tuo limite, però per fare questo ragionamento io prima devo aver capito che io ho dei limiti. Chiaro il discorso?
Ecco, secondo me è quello che fa Kafka. Ritorna dal padre, lo vede occhi negli occhi e dice: sai cos'è te? Tu mi devi questo, questo e questo. Per questo dice: c'è qualcosa che non funziona per causa tua, ma non per tua colpa. È che non ce la fai, ma non è disprezzo, è che neanch'io ce la faccio. Ok? Altro esempio letterario che a me piace moltissimo. Riconoscete il signore coi baffi lì a destra? Non è Stalin. Chi è? Guareschi, bravissimi. Allora, sapete, Guareschi era un giornalista e secondo me il meglio di sé l'ha dato come giornalista, ma è diventato famoso per Don Camillo e Peppone, che non sono film, sono racconti. Okay, poi ci hanno tratto dei film, lui non era tanto d'accordo, ma erano dei racconti che nella maggior parte dei casi sono racconti spassosi, sereni, che ci riappacificano col mondo, con l'altro, eccetera. C'è un'umanità, un bene, già non mi sopportate più, c'è un'umanità e un bene che va al di là dell'ideologia politica, al di là di tutte queste cose. Quindi sono racconti anche molto sereni, che rasserenano, no? Per questo piacciono così tanto. Ma all'interno di questi racconti ci sono dei racconti un po' anomali, un po' strani. Uno di questi si chiama Mai tardi. Che racconto è? Di cosa parla Mai tardi? Allora, intanto perché sono strani questi racconti? Per due motivi. Primo, non hanno i soliti protagonisti, Don Camillo, Peppone, il Brusco, lo Smilzo, eccetera. Magari compaiono di sfuggita, ma non sono i protagonisti dei racconti. Seconda differenza, non sono racconti sereni, divertenti, spassosi, sono racconti malinconici, a volte tristi. E i critici si sono interrogati sul significato che avevano questi racconti all'interno del mondo piccolo. Vi dicevo, Mai tardi è uno di questi racconti. Cosa dice Mai tardi? È la storia di Carlino, che è l'ultimo dei 6 figli del Giacomo d'Acco. Giacomo d'Acco era uno dei personaggi di Guareschi, quindi un omone dedico alla terra, alle vacche, eccetera, eccetera, che lavorava da prima dell'alba dopo il tramonto. Nascono i primi 5 figli e questi prendono le orme del padre, sono la fotocopia del padre. Okay? Tra l'altro la famiglia aveva diversi poderi, quello più bello dove abitava la famiglia si chiamava Campolungo, ma ce n'erano degli altri. Nasce Carlino e a un certo punto la mamma dice: no, questo non diventerà una bestia come te e gli altri tuoi 5 figli, questo dovrà studiare. E ovviamente Giacomo s'arrabbia, ne dice: tu cita addirittura la Bibbia, chi non lavora non mangi, eccetera, eccetera. Secondo voi alla fine chi ha vinto? La mamma. E Carlino va a studiare, finisce le medie, è molto dotato e tutti dicono: no, questo deve andare avanti, deve andare a studiare in città. Quindi Carlino lascia la famiglia, lascia Campolungo e va a studiare in città. Ovviamente da quel momento il papà e la mamma hanno una lite continua. Mentre Carlino è in città a studiare e se la cava benissimo, la mamma muore. E Carlino non torna più a Campolungo, perché sa che a Campolungo ormai ci sono solo il papà e i fratelli che non lo vogliono. E allora lui se la cava in qualche modo, da ripetizioni, comincia a fare dei lavoretti, si diploma, comincia a lavorare, fa l'istituto agrario, diventa agronomo, diventa anche abbastanza bravo. Viene chiamato per risolvere delle questioni anche abbastanza complesse, no? Quindi diventa anche famoso in città e anche in provincia. Alla fine trova una donna abbastanza appariscente, comunque che il Carlino trova molto bella, e si sposa e ha dei figli. E poi, come compimento, la ciliegina sulla torta, ma qui bisogna conoscere un po' Guareschi, finalmente si compra una Spider rossa decappottabile, che per Guareschi era il non plus ultra. Bene, quindi Carlino, questo è il significato: Carlino è un uomo arrivato, apparentemente a tutto. A un certo punto cosa succede?
qualcosa di imprevisto. Carlino viene chiamato dal notaio. Carlino va dal notaio e il notaio gli dice: guardi signor D'Acco, le devo dare una brutta notizia, suo papà non c'è più, è morto. Carlino resta un po' scosso, gli si muove dentro tutto e poi dice: vabbè, torno al mio lavoro, la ringrazio per avermi avvisato, arrivederci. No, aspetti signor D'Acco, c'è il testamento. E lui dice: ma che testamento? Cioè, avrà lasciato tutto ai miei fratelli, ma è giusto così, io me ne sono andato, loro stanno lì con la terra, quindi cosa ci faccio io con la terra? E dico: no, guardi che suo padre le ha lasciato uno dei suoi poderi. Ma che podere mi ha lasciato? Aspetti, Campolungo. Allora Carlino all'inizio resta un po' colpito, poi ci pensa e gli viene un'idea e dice: ho capito. Sale sulla sua Spider rossa, va a Campolungo e trova il padre disteso sul letto di morte e comincia a litigare col padre e gli dice: ho capito cosa volete fare, non siete riusciti a legarmi alla terra quando eravate in vita e con questa storia delle ultime volontà, col senso di colpa, voi volete che io abbandoni la mia vita e che faccia quello che voi avete sempre voluto che io facessi. Ma io non accetto, io Campolungo lo vendo, lo regalo, anzi lo brucio. Agitato, sconvolto, Carlino tocca l'armadio e lentamente si apre l'anta dell'armadio del papà. E Carlino vede nell'armadio del papà la sua propria mantella azzurra di quando aveva fatto il militare in aeronautica. E dice: ecco dove era finita, ma cosa ci fa qua la mia mantella? Allora gli viene un sospetto, si avvicina allo scrittoio del papà, apre il primo cassetto e trova le buste con le pagelle di Carlino. Apre il secondo cassetto e trova una busta con i ritagli di giornale che parlano di Carlino. Apre il terzo cassetto e trova una busta con le foto di Carlino e della sua famiglia. Allora Carlino capisce. Adesso vi racconto come va a finire con le parole di Guareschi. Carlino andò a sedersi su un sasso in riva all'acqua e, ripensando al vecchio disteso sul letto nella grande stanza muta e deserta, per la prima volta nella sua vita sentì pietà per il padre e questo gli mise nel cuore un'angoscia sottile e penetrante. Gli vennero alle labbra sommesse parole di preghiera: Gesù, aiutatemi, fate che questa angoscia mai mi abbandoni e mi segua per tutta la vita. Fatemi soffrire come egli deve aver sofferto e nessuno mai lo seppe. Caddero le parole sull'acqua che le portò lontano, ma Dio ne aveva già preso nota. E Campolungo fu salvo con tutto quello che c'era dentro: la mantella azzurra, le buste coi documenti del figlio Carlo e la vita perduta di un uomo che amò uno dei suoi figli fino al punto di dimenticare gli altri suoi figli e fino al punto di odiare se stesso. La nostra domanda era: perché Guareschi scrive questi racconti? Questo è un racconto della serie del Mondo Piccolo, Don Camillo, Pepone, eccetera. Vedete il tono qual è? Che senso ha? Un'ipotesi è questa: questi sono racconti autobiografici. Un altro racconto di questo tipo è quello sulla maestra Cristina. Okay? I critici dicono: Guareschi affronta il rapporto con la mamma, maestra. Che cosa fa Guareschi con questo racconto? La stessa cosa che fa Kafka. A un certo punto ritorna dal padre e cosa gli dice? Tira una riga e scrivi pagato. Lo perdona. Il papà di Guareschi è quel signore qui, Primo Augusto, che era un tipo un po' particolare. Era convinto di avere il pallino degli affari, della meccanica, ogni tanto si metteva in qualche affare, apriva negozi, comprava trebbiatrici, poi falliva.
doveva scappare dai creditori e la mamma di Guareschi, che era maestra, doveva trovare un altro incarico, un'altra casa e ricominciare da capo una nuova vita, un nuovo lavoro e il mantenimento della famiglia. Guareschi, questa famiglia aveva 2 figli, Guareschi era il figlio genitorializzato, era il figlio che ha preso su di sé le sofferenze della madre. Per questo si è allontanato dal padre, ma a un certo punto ritorna e con questo racconto chiude i conti, lo perdona. Questo è il significato e questo è il rapporto che il padre ha coi figli. Molto oscuro, molto tormentato. Vedete che ci sono aspettative, ci sono delusioni continue, un continuo alternare di delusioni e aspettative, di grandi rabbie, di commozione. Questo è il rapporto del padre coi figli. Anche questo è il ruolo paterno. Adesso vediamo quali sono le caratteristiche principali ovviamente del ruolo paterno. Cioè, cosa deve avere un padre per avere questo ruolo? Nonostante, come abbiamo visto, questa difficoltà nei rapporti per le aspettative che la figura del padre si porta dietro, perché lui è quello del primo piano, lui sa, lui può. Anche qui utilizziamo la letteratura e l'arte. Questa è una scena, sesto canto dell'Iliade, sesto libro dell'Iliade. Questo è Ettore, Andromaca, la moglie, Astianatte, il bimbo. Ok? Sapete la storia, Troia è assediata, Ettore è il campione dei troiani, è il guerriero più forte, figlio del re Priamo, quindi ha delle responsabilità non solo nei confronti della famiglia, anche nei confronti della città. E a un certo punto qualcuno lo chiama per un duello, non è l'ultimo, quello con Achille, che lo vedrà sconfitto e umiliato, è un altro duello, perché sono tutti duelli, quelli dei greci dell'Iliade, non sono le battaglie di massa dei romani, tutti duelli. Bene, viene chiamato per un duello e lui non può sottrarsi e quindi potrebbe essere l'ultima volta che vede la moglie e il figlio, li saluta e li abbraccia. Dedica alla moglie delle parole assolutamente commoventi e poi fa per prendere il bimbo. Ricordiamoci, potrebbe essere l'ultima volta che tiene tra le braccia suo figlio. Okay? E cosa succede? Vi leggo. Detto così, Ettore splendido tese le braccia a suo figlio, ma si voltò indietro il bambino, piangendo sul petto la balia dalla bella cintura, spaventato alla vista del padre, perché ebbe timore del bronzio e del cimiero crinito, come lo vide oscillare pauroso giù dalla cresta dell'elmo. Risero allora di cuore suo padre e la nobile madre, subito l'elmo si tolse dal capo Ettore splendido e lo depose per terra tutto scintillante. Quando poi ebbe baciato e palleggiato in braccio suo figlio, e poi torneremo su questo palleggiato, disse, rivolto in preghiera a Zeus e a tutti gli dei: Zeus e voi altri dei, fate sì che mio figlio diventi anche lui, come già io, glorioso fra tutti i troiani, altrettanto forte e capace di avere Troia in potere, e un giorno dica qualcuno è meglio del padre, mentre ritorna dalla battaglia, e porti con sé le spoglie cruente dopo aver ucciso il nemico, ne goda in cuore la madre. Detto così, rimise in braccio alla moglie suo figlio, quella lo prese sul petto odoroso, insieme ridendo e piangendo. Quindi, cosa è successo l'avete capito? Ettore fa per abbracciare suo figlio, ma il bimbo non ci vuole andare dal padre, perché è spaventato dall'elmo. Ora, l'elmo a quell'epoca aveva sì la funzione di proteggere, in realtà erano anche molto malleabili, quindi, però avevano anche un aspetto di guerra psicologica, cioè spaventavano. Non so se avete visto il film 300,
insomma, un guerriero con quell'elmo lì un pochettino incute un po' di rispetto. Ok, ecco, lui non si toglie l'elmo e il bimbo, spaventato, non ci vuole andare in braccio al papà. Allora Ettore, che è un vero padre di famiglia, che è il vero eroe dell'Iliade, e quando avrei dovuto studiare l'Iliade delle superiori, io pensavo che fosse Achille l'eroe dell'Iliade, non avevo capito niente. Cioè l'eroe dell'Iliade è il padre di famiglia, non quello che combatte per l'ira funesta, non si capisce neanche perché, quello che combatte per la famiglia, per la sua città. Che cosa fa, dicevo, Ettore? Si toglie dal capo l'elmo, lo appoggia per terra e allora il bimbo accetta di essere preso in braccio. E cosa fa Ettore? Questo gesto bellissimo, che è diventato molto significativo, lo palleggia, poi lo vedremo, alza il bimbo e chiede agli dei la benedizione. Non so se avete presente il Re Leone, ecco, alto archetipo, la benedizione, ok? E chiede, anche qui una cosa molto commovente, chiede agli dei di rendere suo figlio, che la gente, anzi questo è ancora più sottile, non di rendere suo figlio più forte del padre, ma che la gente dica è più forte del padre. L'unica cosa che volevano i greci, come quello che vogliamo noi, era vivere per sempre. Cioè loro combattevano per essere ricordati, perché la mia vita finisce, ma il mio nome se lo ricorderanno. Ora, solo questa scena è piena zeppa di simboli, proprio straripante di simboli. Okay? I due di cui vi volevo parlare sono questi, sono l'elmo e questo abbraccio di Ettore rispetto al figlio. Okay? L'elmo cosa rappresenta? L'elmo rappresenta la forza del padre, ok? L'elmo incute timore, paura, rispetto, è la forza del padre che però deve essere rivolta verso l'esterno della famiglia, non verso l'interno. Perché se è rivolta verso l'interno il bimbo non ci va dal padre. Vedete che gira e rigira siamo sempre a Van Gogh, ok? Come vi ho detto ci accompagnerà per tutta la sera. Quindi prima cosa l'elmo che rappresenta la forza del padre. Ma il secondo simbolo è questo abbraccio del padre nei confronti del figlio, cioè l'accoglienza del padre nei confronti del figlio. La forza e l'accoglienza. L'accoglienza è rivolta verso l'interno della famiglia, la forza verso l'esterno, l'accoglienza verso l'interno. Ok? Io nella mia attività clinica ritrovo tantissime volte queste cose, cioè che cosa vuole un figlio ma anche una figlia dal padre? Queste due cose, la forza e l'accoglienza. Tutte e due, non una su due, tutte e due. Mio padre deve essere forte e accogliente. Ci sono delle situazioni in cui il padre, per esempio, è solo forte o solo accogliente. Se è solo forte, come in questa scena dell'Iliade, il bimbo non ci va dal padre. Io mi ricordo un paziente, suo padre era ufficiale di marina e lui mi dice: sa dottore, probabilmente mio padre aveva qualche difficoltà a distinguere la nave dalla casa, perché si comportava nello stesso modo. E lui mi ha raccontato questa scena, me la ricordo ancora adesso, dice: quando io sentivo i passi di mio padre sulle scale, mi si fermava il cuore. Era un padre forte, non c'è dubbio, ma non accogliente. Il padre incuteva timore. Risultato, il figlio non va dal padre perché ha paura. Ok? Ma anche l'accoglienza. Qui l'esempio che mi viene in mente è quello di Freud. Ok? Allora, c'è questa situazione che Freud racconta, perché a un certo punto gli hanno fatto notare che nella psicoanalisi la figura del padre non ne esce tanto bene. E allora lui dice: sì, probabilmente, così a caso, è perché rispecchia il mio rapporto col padre. È finito in qualche modo nella psicoanalisi. E c'è questo episodio
che si collega a questo concetto che adesso vi racconto. Credo che la famiglia non sia ancora a Vienna, sia ancora in Moravia, nella periferia dell'impero. A un certo punto il piccolo Sigismund torna a casa e trova il papà al tavolo della cucina, seduto, con le scarpe sporche, i pantaloni sporchi e il cappello sporco. E il piccolo dice: ma papà, cosa è successo? E il papà racconta, dice: sai, stavo camminando sul marciapiede e dall'altra parte ha cominciato a venire avanti un gentile. Sapete che la famiglia di Freud è una famiglia di ebrei. Io ho cominciato a guardarmi intorno, se c'era un portone, se c'era il modo di insomma passare tutte e due, e non c'era modo, e quello continuava a venire avanti. E a un certo punto, come facciamo noi in certe situazioni in cui non possiamo fare niente, mi sono fermato e ho detto: vediamo cosa succede. Allora, qual era il problema? Torniamo alla periferia dell'impero nell'Ottocento. Le strade non erano asfaltate, non erano neanche acciottolate, solo il centro era acciottolato, erano di terra battuta. Quindi quando pioveva le strade diventavano fango. Non solo, passavano i cavalli e i cavalli sporcano e finiva tutto per strada. Di più, non c'erano i bagni in casa, quindi si faceva tutto in un bugliolo, eccetera. Poi al mattino, avete presente i film di Alberto Sordi a Roma Papalina? Si apriva la finestra, si dava un urlaccio e finiva tutto in strada. Cioè la strada era una fogna e nessuno aveva voglia di andare in strada a sporcarsi. Guardate che fra Cristoforo nei Promessi Sposi la stessa storia, Cioè si sono incontrati rasente al muro, cedetelo passo tu, c'è scappato il morto perché nessuno voleva scendere per strada, Stessa storia. Insomma, questo gli diceva: papà, allora cosa è successo? È successo che questo gentile ha dato una manata al cappello, l'ha fatto volare per strada e gli ha detto: spostati, ebreo. E tu, papà, cosa hai fatto? Sono sceso per strada e ho raccolto il cappello. E Freud dice: da quel momento mio papà non è più stato un modello per me. Suo papà, che gli aveva passato la passione per le antichità greche, no? Che l'aveva indirizzato alla cultura, eccetera, eccetera, non è più stato un modello per me. Era un padre accogliente, non era un padre forte. Questa cosa la ritrovo tantissimo. Vediamo un altro esempio. Questo è il quadro di Rembrandt del figlio prodigo. Ok? Anche qui il Murillo ha fatto un quadro sullo stesso tema e ci ha messo un cagnolino tra i piedi. Ok? Sempre il cane che ritorna. Anche qui ci sarebbero tantissime cose che potremmo dire su questo quadro. Adesso magari si vede un po' poco perché ci sono le luci, però se andate a casa magari se avete voglia guardatelo perché è un quadro molto interessante. Ci sono anche qui tanti particolari che potremmo notare. Per esempio il manto rosso, che indica la regalità, la porpora, che ce l'hanno solo il padre e il figlio maggiore. Il figlio minore l'ha perso, è vestito di sacco. L'ha perso. Ok? Qualcuno nota i piedi del figlio piagati. Il particolare che vi dico a me colpisce più di tutti, una visione un po' particolare, è un altro. Se qualcuno mi dicesse: trovami una rappresentazione pittorica della pace, io direi il volto del figlio tra le braccia del padre. Cioè quella per me è la pace. Non c'è più niente. Sono a casa. Ok, bellissimo. Ma anche qui è un altro il particolare che ci interessa questa sera, che è questo, ve l'ho ingrandito, che è quello delle mani. Esatto, qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, ci ha dedicato un bel brano un gesuita olandese, padre Nouwen. Cosa ha fatto padre Nouwen? Ha preso una settimana, è andato all'Ermitage di San Pietroburgo, cioè è andato a San Pietroburgo in albergo, e poi ha passato una settimana in meditazione sul brano del Vangelo e in contemplazione davanti a questo quadro. E ha scritto un bel libretto diviso in 3 parti, una dedicata al padre, una al figlio minore e quella, secondo me, che gli è uscita meglio, dedicata al figlio maggiore. Parlando del padre, Nouwen scrive questa cosa.
avendo davanti questa immagine, le mani del padre sono molto diverse tra loro. La mano sinistra, posata sulla schiena del figlio, è forte e muscolosa. Le dita sono aperte e coprono gran parte della spalla destra del figlio prodigo. Posso intuire una certa pressione, specialmente del pollice. Quella mano sembra non soltanto toccare, ma anche con la sua forza sorreggere. Anche se la mano sinistra del padre si posa sul figlio con una certa delicatezza, è una mano che stringe con energia. Com'è diversa la mano destra? Essa non sorregge né afferra, è una mano raffinata, delicata e molto tenera. Le dita sono ravvicinate e hanno un aspetto elegante. La mano è posata dolcemente sulla spalla del figlio. Vuole accarezzare, colmare, offrire conforto e consolazione. È una mano di madre. Appena mi sono reso conto della differenza tra le mani del padre, mi si è dischiuso un nuovo mondo di significati. Il padre non è semplicemente un grande patriarca, è sia madre che padre. Tocca il figlio con una mano maschile e con una femminile. Lui sorregge, lei accarezza, lui rafforza, lei consola. Ora, Nowen scrive questa cosa perché vuole introdurre un'ipotesi teologica, cioè che Dio è padre e madre. Anche Giovanni Paolo I, in un Angelus, ha detto una cosa del genere: Dio è padre e madre. Ora, io ho tanti difetti, ma non sono teologo, quindi non commento questa ipotesi, però posso osservare che queste non necessariamente sono una mano paterna e una materna. Dal mio punto di vista potrebbero essere benissimo due mani paterne e raffigurare nuovamente le due caratteristiche principali del padre: la forza, vedete, la mano sinistra, e l'accoglienza, la mano destra, e torna perfettamente. Quindi nuovamente ritorna questo ruolo che non è ambivalente, è un et, forza e accoglienza del padre. Ora ci avviciniamo alla conclusione, vi faccio vedere la penultima slide che ho preparato. Ecco, questo è il gioco del palleggio, ok? Che è un gioco tipicamente paterno, non dico esclusivamente, però tipicamente paterno, anzi di solito i padri lo fanno di nascosto dalla mamma, che non è molto d'accordo, ok? Bene, ci sono anche qui due cose che hanno attirato la mia attenzione di questa immagine o di altre che voi potete trovare. Ci sono sempre queste due cose che tornano, ok? Non ditemi che lui assomiglia a Kennedy, non è Kennedy, non è quello il punto, ok? Quali sono queste cose che vi colpiscono guardando queste immagini? Dai, la prima? Sorriso. L'altra? Lo sguardo. Allora, questo è un esempio bellissimo di contatto visivo. Cioè noi sappiamo perfettamente se qualcuno ci sta guardando dritto negli occhi o sta guardando sopracciglio storto, la cacca delle ciglia, il foruncolo sulla gova del naso, lo sappiamo benissimo, perché quando qualcuno ci guarda dritto negli occhi è come se fossimo in contatto, anche se non ci tocchiamo. Qui noi lo vediamo perché padre e figlio non si toccano, ma c'è questo sguardo che li unisce, ok? Che è un po', mi vengono in mente altre cose, per esempio, avete presente nella Cappella Sistina, la creazione di Adamo, che c'è il dito di Dio proteso e quello dell'uomo che fa fatica, però noi vediamo che passa qualcosa, non c'è disegnata la scintilla, ma noi vediamo, no? Non c'è contatto, ma c'è qualcosa che passa tra padre e figlio, tra Dio e l'uomo. Questa è una cosa che ritroviamo, per esempio, e torno sempre lì, nei primati, ok? Negli uomini e nelle scimmie, diciamo, più evolute, c'è il contatto visivo, che è una forma di rapporto molto intimo che gli altri animali non hanno. Anzi, in realtà c'è anche tra i cani, ma non tra cane e cane,
perché sapete che se si guardano negli occhi si sfidano tra cane e padrone. Questa è una cosa che mi commuove alle lacrime. Tra il cane e il padrone c'è questo contatto visivo. Il cane accetta di essere guardato negli occhi dal suo padrone, cosa che non fa con nessun altro cane. Quindi questa cosa dello sguardo visivo. L'altra cosa che vi ha colpito giustamente è che questi due sciagurati, dicono le mamme, se la ridono, si divertono. Ma cosa c'è da ridere che questo gioco è pericoloso, che rischi di cadere e farti male? Domanda. Secondo voi perché il bambino sta ridendo? Perché si vida? Troppo complicato. Qualcos'altro? Qualche ipotesi? Perché il papà ride? Date una medaglia a quell'uomo. Perché il papà ride? Poi ci arriviamo. Questo è il ruolo del padre. Allora, vi faccio questo esempio. In vacanza con mia moglie nel nord Europa. Siamo in un parco, arriva una mamma con un bimbo più o meno dell'età dei primi passi. Ok? Quindi c'è un bel prato, lei lo mette giù, tutto contento, il bambino comincia un passo, due passi, poi rimbalza e finisce per terra. Cosa fa la mamma? Sorride, si avvicina con calma, lo rialza, contatto visivo, guardami, sorrido, ok? Tutto bene, nel passeggino, avanti. Vi assicuro, non è una balla, stessa estate, stessa scena sull'Adriatico in Italia. Ok? Allora, mamma col bambino e ovviamente la nonna, la zia, le cugine, eccetera, tutto il parentado. Dai, fai vedere alla nonna come sei bravo a camminare. Questo bambino è tutto contento, un passo, due passi, poi comincia a rimbalzare e finisce per terra. Parte un urlo, oddio è caduto, si è fatto male, chiamate l'ambulanza, ma non il vecchio, il bambino. Secondo voi cosa ha fatto il bambino? Noi siamo convinti che, sì, d'accordo, i pensieri, sì, questo me l'ha detto il papà, questo l'ho imparato a scuola, che i pensieri noi li riceviamo, ma che le emozioni sgorghino spontaneamente dal nostro cuore. Non è vero. Noi impariamo anche qual è l'emozione più appropriata in certe situazioni. Okay? Lavorando in tutela minori ne ho viste di ogni. Okay? In questo caso, cosa sta insegnando il papà al bambino? Che difficilmente la mamma può insegnare. Che il pericolo, il rischio, può essere anche una bella cosa, può essere anche divertente. Diciamo la verità, ve la vedete una mamma insegnare questa cosa? No. Il papà sì. Di solito è il papà che toglie le rotelle dalla biciclettina del bambino. Ok, la mamma gliele lascerebbe fino ai 30 anni. No, adesso sto esagerando. Però avete capito, questo è uno dei ruoli paterni, cioè insegnare che fare un passo in più, anche se perdi un pochettino l'equilibrio, anche se sei sospeso, senza sicurezza e protezione, eccetera, può essere una bella cosa. Questa cosa la vediamo, per esempio, adesso non è che voglio fare grandi discorsi sociologici, eccetera, eccetera, sull'enorme problema dell'ansia nei ragazzi alle superiori e all'università. Cioè sembra che, oppure tanti ragazzi che c'è una ragazza che mi piace, se mi dà dei segnali allora posso proporre. No, tu devi rischiare. È chiaro come funziona? Io non posso rischiare. No, è il tuo ruolo rischiare. Ci siamo? Questo mi ricollego un po' a Risè perché probabilmente non abbiamo tanto le idee chiare sul ruolo paterno. Risè diceva, siamo una società senza padri. E lui diceva, per questo siamo una società che non accetta il limite, perché il limite lo dà il padre. Quello dell'orario di rientro, no, è il compito del padre, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve farlo. Adesso vi leggo un branetto di un autore
Il padre, come ha scritto Freud, è colui che pone un limite. Perché il padre per Freud pone un limite? La psicanalisi in 20 secondi. Il bambino vuol fare le cosacce con la madre, arriva il padre e dice questa mia trovatene un'altra e il bambino viene il complesso di Edipo. Scherzo. Comunque il papà è quello che pone un limite. Per Freud, anche per Lacan, il papà è quello che pone un limite. La madre eliminerebbe ogni ostacolo sulla strada del figlio. Il padre testimonia che c'è qualcosa di più importante di sé. Per la madre nulla è più importante del figlio. Il padre insegna a soffrire. La madre prenderebbe su di sé ogni infelicità del figlio. Il padre educa a pagare. La madre vorrebbe estinguere con la vita ogni debito del figlio. Il padre ricorda la rinuncia. La madre sogna che al figlio venga risparmiata ogni privazione. Per la madre la vita del figlio è sacra. Per il padre la vita va resa sacra, cioè va sacrificata. La madre insegna a vivere. Il padre insegna a morire. 15 giorni fa ho partecipato a un podcast, mi hanno fatto un'intervista, sono venuto in studio, c'erano 2 ragazzi e una ragazza. Okay. Eravamo d'accordo che la ragazza non partecipasse. Okay. Quindi lei ascoltava, era lì presente, però era uno scambio tra di noi. E a un certo punto è saltato fuori il tema del sacrificio, del dare la vita. E si dà la vita in modo diverso se si è uomini e se si è donne. Okay? E su questo, questa ragazza è intervenuta, non ce l'ha fatta, a un certo punto è intervenuta, okay? E dice, ma in che senso l'uomo dà la vita? Perché la madre dà la vita al figlio, genera la vita, ma il padre? Nel senso che porta a casa il cibo e quindi il sostentamento, eccetera? Capite? No, il padre dà la propria vita, non dà la vita a qualcun altro, dà la sua vita. Questo è il punto. Per la madre dare la vita vuol dire generare nuova vita. Per il padre dare la vita vuol dire farsi uscire 3 ernie, perdere un dito. Questo è il sacrificio del padre. Pensate ai vostri padri, ai vostri nonni, eccetera, eccetera. Uno era un buono padre, si contava quanto buono era il padre con quante ernie aveva, con quanti lavori faceva, eccetera, eccetera. No? Adesso è una visione un po' particolare. Però questa cosa, che la morte è un sacrificio, è un compimento, è una cosa maschile. Le donne non vivono con la prospettiva della morte, vivono con la prospettiva della vita. Heidegger, che dice la vita inautentica e la vita autentica, essere tempo. La vita inautentica, tra l'altro è un passaggio molto bello, secondo me lì salta fuori il cattolico di Heidegger, che poi non era cattolico ma era stato educato in modo cattolico. C'è la vita inautentica e la vita autentica. La vita inautentica è la vita del sì non come affermazione, sì riflessivo, si dice, si fa, si pensa, dell'adeguarsi al mondo. Questa è la vita inautentica, adeguarsi, seguire la corrente, dire quello che fanno tutti, fare quello che fanno tutti, pensare quello che pensano tutti. E poi c'è la vita autentica e lui dice, qual è la vita autentica? Qual è la caratteristica della vita autentica? La vita autentica è un essere per la morte, vivere nella prospettiva della morte, ma solo un uomo può pensare così, capite? Una donna pensa alla vita, non alla morte. Avete presente la famosa incisione di Dürer, Il cavaliere e la morte e il diavolo? Tanti lo interpretano così, il cavaliere che ha una missione, un compito, guarda dritto avanti a sé, anche se la morte e il diavolo fanno di tutto per distrarlo. Non è l'interpretazione che gli do io. La mia interpretazione è questa. Il cammino del cavaliere, cioè potenzialmente il cammino di ogni uomo, ha sempre come compagni di viaggio la morte e il diavolo, la morte e il peccato. Le donne non vivono questa esperienza. Vi faccio un altro esempio. Avrete visto sicuramente il film Amici miei? Secondo voi qual è il tema del film Amici miei?
La supercazzola, Antani, l'amicizia, è la morte. Il film si apre con un omicidio, finisce con un funerale. Questi sono uomini di mezza età, soli, che devono sfuggire dall'angoscia della morte. Questo è il compito del padre, insegnare che c'è un limite e lo può fare solo il padre. Per questo Risset diceva, qui la sua riflessione, questa è una società senza padri, è una società che non accetta il limite, ma c'ha ragione Risset. Pensate ai limiti che incontriamo tutti i giorni, la malattia per esempio, la malattia. Io mi ricordo questo, un manifesto che ho visto a Milano anni fa, elezioni amministrative, una lista politica che fa queste promesse, diritto alla casa, al lavoro, alla salute. Diritto alla casa, insomma, diritto al lavoro, sì, teoricamente, ma diritto alla salute. Chi ha diritto alla salute? Abbiamo diritto alla cura, forse negli ultimi anni neanche, però non il diritto alla salute. La malattia ci accompagna dal momento in cui nasciamo, a volte anche prima. Mia moglie, che esagera sempre un po', dice: la vita è una malattia mortale a trasmissione sessuale. Esagera un po', d'accordo. Ci siamo? E l'altro limite fondamentale è quello che vi dicevo prima, il limite della morte. Pensateci un po'. Noi trattiamo la morte non come se fosse fisiologia, ma come se fosse patologia. Cioè come se quando uno muore è andato male qualcosa. No, se uno muore va tutto bene. Adesso si muore in ospedale, l'esperto è il medico. Io mi ricordo degli uomini genitorializzati che dicevano: mia mamma è morta, ma sarà perché gli ho fatto i tortellini, sarà perché gli ho lasciato lo spiffero alla finestra, gli ho detto, sarà perché aveva 98 anni. No, se muore non è perché va tutto bene, perché qualcosa è andato storto. Non accettiamo il limite della morte. Mentre è quello, seguendo Heidegger, ovviamente per chi lo vuole seguire, che è quello che ci dà la possibilità di una vita autentica. Vivere sapendo che c'è un limite, che questa stanza ha un limite. Questo è il compito del padre. Ultimi due esempi, perché abbiamo parlato del padre per il motivo che vi ho detto all'inizio, cioè che forse non abbiamo ben chiaro qual è il ruolo paterno. Il ruolo materno è più definito, è più chiaro, ci si lavora, se ne parla. Il ruolo del padre forse, ok. Ma questo non vuol dire che allora, viva il ruolo del padre, ci dimentichiamo del ruolo della madre. Padre e madre hanno due ruoli che non sono antitetici, c'è bisogno di tutte e due. Gli esempi che faccio sempre, esempi stupidi, noi abbiamo due orecchie ai lati della testa. È questo che ci permette di sentire l'aereo che passa da una parte e va dall'altra parte, giusto? Se noi avessimo un orecchio solo qua in mezzo alla fronte, tutto il suono arriverebbe da davanti, magari c'è una botta dietro e noi guardiamo davanti, come l'eco, no? Noi abbiamo due occhi che sono leggermente sfalsati, e è questo che ci permette di vedere la terza dimensione. Perché se avessimo come Polifemo un occhio solo qui in mezzo, vedremmo due dimensioni. Questa differenza ci fa vedere la profondità. Okay. Noi abbiamo due piedi, uno punta a destra, l'altro punta a sinistra, camminiamo dritti. Se puntassero tutti e due a destra gireremmo in tondo. No, si può cancellare questa dalla registrazione, no, è una stupidaggine. Questo per dire che due ruoli diversi non è che si annullano a vicenda, dovrebbero rinforzarsi a vicenda, dovrebbero contribuire a una pienezza, a una profondità maggiore dal punto di vista educativo. No? Adesso faccio due esempi, poi chiudo, che è già tardi, perché è importante che ci sia la mamma. Siamo in chiusura quindi le battute, me le perdonate. Allora, la mia collega, quando lavoravo per l'ente pubblico, si era separata e la gestione del bimbo, 5-7 anni, era la solita, quindi fine settimana alternati, vacanze, bisogna mettersi d'accordo, eccetera, eccetera. A un certo punto sto bimbo, un fine settimana, va col papà nella casa dei bisnonni, quindi non dei nonni del bimbo, dei bisnonni, che era una casa sull'Appennino, senza elettricità, senza acqua corrente, però un bel casale tenuto anche bene in mezzo all'Appennino, e il bimbo si era
innamorato follemente, quindi torna a casa e dice mamma, voglio andare nella casa dei nonni a dormire, eccetera, eccetera. Allora, la mia collega e il papà del bimbo si mettono d'accordo, vabbè, 5 giorni, ti prendi il bimbo e te lo porti lì, speriamo bene, gli prepara la sua borsa, 5 magliette, 5 paia di mutande, 6 calze perché magari ti bagni i piedi, ok, e vai, speriamo bene. Torna a casa il bimbo entusiasta, abbiamo visto dove passano i cinghiali, abbiamo sentito gli uccelli notturni, abbiamo visto tutte le cose meravigliose che il bimbo non aveva mai visto. E mentre la mia collega ascoltava tutte queste cose, apre la borsa e con sommo orrore e raccapriccio scopre 5 paia di mutande esattamente come le aveva lasciate lei. Quindi meno male che ci sono le mamme, così ogni tanto i bambini si cambiano le mutande, ma... Allora, sapete, in Polonia come definiscono il maglione? Cos'è il maglione? È l'indumento che i bimbi mettono quando la mamma ha freddo. Quindi meno male che ci sono anche i papà, così ogni tanto i bimbi tolgono sto maglione, corrono così sudano, escono che c'è aria, eccetera, eccetera. Quindi i due ruoli si danno una mano. Bene, detto questo, io vi faccio vedere l'ultimissima slide e vi ringrazio. Ringrazio ovviamente il dottor Marchesini. Se qualcuno vuole fare domande? O riflessioni, commenti, insulti. Sono timorosi. Buonasera, sono Giacomo, vengo da Treviso e 2 provocazioni. Allora, io al momento sono docente di sostegno a scuola primaria, spero di vincere qualche concorso in corso. E la prima, quindi la biologia dà di per sé dei confini dove far rientrare il papà e la mamma, e quindi ci deve essere un papà maschio con i genitali e, per intenderci, allora, di solito se uno non ha i genitali non diventa papà, quindi di solito. No, sì, no, perché ho in mente Bruce, Brenda e David. E l'altra è una provocazione che mi è arrivata a scuola, poesia per la festa del papà. L'alunna scrive una poesia, quindi bambina, 8 anni, 3 fratelli, lei è quella in mezzo, il papà sembra assente, la maestra lo legge e mi fa Giacomo, prendila un attimo e modifica un po', perché con la poesia così sarebbe meglio non mandarla. Sulla poesia c'era scritto caro papà, ti voglio bene, però ho bisogno che tu stia con me perché ti devo raccontare tutte le mie sofferenze. E quello che mi ha stupito è che lei aveva parecchi normalmente errori di grammatica e il periodo era sintatticamente e grammaticalmente corretto. E come in questo caso, come entrare in una situazione così senza... Ecco, vabbè, insomma, questa provocazione. Sì. Allora, per quanto riguarda il tema della bimba, che è commovente, ci riporta, guarda caso, non è per dirmi che sono bravo, ti devo consegnare tutte le brutte cose, giusto? Quindi i bimbi sanno che i papà e le mamme sono le persone giuste alle quali consegnare tutte le brutte cose. Il problema di solito quando nasce è quando i bimbi, a volte perché genitorializzati, a volte perché magari qualche insegnante dice che così non va bene, non vuole consegnare le brutte cose al papà e alla mamma perché non vuole dare sofferenze al papà e alla mamma.
E qui rientriamo nel discorso, non voglio allargare troppo il discorso, ma nel discorso del ruolo, perché io ho parlato di ruolo paterno e materno e non di madre e padre. Perché quando noi siamo al piano di sopra, è il discorso dell'orario, non siamo noi stessi. Perché il vero noi stessi veramente diremo, senti, torna un po' quando vuoi, io non lo so qual è l'orario giusto, è questo che diremo. Noi entriamo in un ruolo, entrare in un ruolo è esattamente quel sacrificio che noi facciamo per amore dei piccoli. Giusto? Giacomo quando litiga con la moglie, quando entra in classe, non è il Giacomo, è l'insegnante di sostegno, quindi lascia i litigi fuori dalla porta e diventa la persona di cui i bambini hanno bisogno. La stessa cosa il papà e la mamma. Il problema è che tante volte uno pensa, a casa voglio essere me stesso. No. A casa sei la persona di cui gli altri hanno bisogno. Okay? E capisco che è un sacrificio. E non è ovviamente finita lì, perché poi c'è anche il modo per trovare un equilibrio in questa cosa. Okay? Ma questo è un sacrificio che noi facciamo per il bene dei più piccoli. E la bambina questa cosa, secondo me, l'ha scritta benissimo. E anche in modo corretto, grammaticalmente, ineccepibilmente. E poi c'è l'altro tema, che Giacomo pone, ma secondo me è così. Poi c'è chi lo vuole accettare e chi non lo vuole accettare. Ma scusate, abbiamo parlato del dare la vita che per l'uomo e per la donna hanno due significati diversi. Per la donna è generare, per l'uomo è il sacrificio. Ma non vi sembra che noi siamo perfettamente attrezzati per dare la vita e per sacrificarci? E questo è il punto, questo lo utilizzo moltissimo quando mi chiamano nelle scuole a parlare del fenomeno del bullismo. Come funziona? Basta prendere il capobranco della classe, si vede perché di solito è quello più sviluppato, dico bene? E basta spiegargli che lui è quello più in gamba, quello più forte, quello più sveglio, quello più sviluppato, non per terrorizzare i suoi compagni di classe, ma per proteggere i suoi compagni di classe. I ragazzi queste cose la capiscono al volo, si galvanizzano, perché tu non gli togli il suo status di forte, in gamba, sveglio, eccetera, ma lo motivi, gli dai un fine. Vi racconto questa, se posso, poi ditemi, vi racconto questa. Anche qui una cosa che mi ha colpito molto. Questo è successo quando lavoravo in consultorio, lavoravo una parola un po' grossa, diciamo, facevo volontariato in consultorio. C'è stato un periodo a Milano in cui le scuole non chiedevano più i corsi di educazione, allora si diceva educazione sessuale, adesso l'affettività, all'ASL, perché sì, un anno il preservativo, la banana, il secondo anno la banana, il preservativo, cioè al terzo anno sentiamo qualcos'altro, giusto? E si sono rivolti ai consultori, tra cui quello in cui lavoravo io, quello di via Sant'Antonio, in centro. Allora, le mie colleghe, molto brave, c'era una pedagogista, una psicologa, un'assistente sociale, una ginecologa, hanno messo giù un bellissimo programma di educazione sessuale che comprende anche le relazioni, l'affettività, eccetera. Una cosa fatta veramente bene, ok? L'hanno pensato per le medie, biennio e triennio delle superiori, ok? Quindi anche dei moduli diversi a seconda dello sviluppo. Vanno alle medie, tornano indietro e io gli chiedo, allora com'è andata? E loro mi dicono, benissimo, benissimo. Abbiamo spiegato alle ragazze come funziona lo sviluppo, eccetera, eccetera, e loro assolutamente esterrefatte, bellissimo, hanno fatto un sacco di domande, ha raccontato delle cose personali, abbiamo dovuto anche frenarle un pochettino. Qualcuno ha chiesto addirittura se poteva venire in consultorio. 100 su 100. Ma scusa, e i ragazzi? Ma no, sai, a quell'età i ragazzi sono stupidi, ridevano, si davano gomitate, eccetera. Va bene, alle medie. Biennio.
vanno, fanno tutto il loro corso, finito, tornano e chiedono allora com'è andata. E loro, benissimo, una meraviglia. Le ragazze assolutamente affascinate, entusiaste, adesso ho capito questa cosa mi torna perfettamente, gasatissime, no? Facevano un sacco di domande, raccontavano anche cose personali, abbiamo dovuto frenarle e qualcuno ha chiesto anche di venire in corso. Perfetto, 100 su 100. Ma i ragazzi? Ma no, i ragazzi a quell'età sono stupidi, ridevano, facevano battute. Vabbè. Triennio. La patente, il voto, tutte le cose che abbiamo detto prima, no? Quindi, vanno, tornano, come è andata? Le ragazze benissimo, interessate, facevano domande, e i ragazzi? Ma no, a quell'età. Scusate, avete sicuramente ragione voi, perché io non c'ero. Ma io ho un'ipotesi alternativa. Voi siete tutte donne che andate in una classe mista a spiegare la meraviglia e soprattutto il fine dei cambiamenti che le ragazze vedono a quell'età. E ci credo che si entusiasmano, perché date un senso a quelle cose che loro vivono, magari con un po' di spavento, un po' di preoccupazione, eccetera, eccetera. Quindi gli date un fine, un ordine, giusto? E ci credo che sono contente. Ma voi spiegate ai ragazzi il senso dei cambiamenti che vedono nel loro corpo? Sì, capisco che i ragazzi sono interessati ai cambiamenti del corpo delle compagne di classe, questo lo posso anche capire, ma non sono i cambiamenti che loro vedono nel loro corpo, giusto? Qual è il cambiamento che manda fuori di testa i ragazzi, diciamo terza media, prima e seconda superiore? Dai, la voce, sbagliato. La barba, sbagliato. No, scusate, avete presente la voce di un adolescente? Una gallina strozzata. La barba, gli fa schifo la barba, i peli. I muscoli. Sono ossessionati, vero o no? Voi non lo vedete, perché di nascosto si mette davanti allo specchio. Questi diventano, sembrano degli idioti. Ma la domanda era che manda via di testa? Come? La tua domanda era che manda via di testa? Sì. Ti fa schifo, manda via di testa. No, i muscoli, questi non pensano ad altro. Cioè li manda via di testa nel senso che li affascina. Questi passano tutto il tempo, quando non li vedete, davanti allo specchio a fare tutti i versi. Una volta sono entrato in un oratorio, io facevo catechismo, c'erano i miei ragazzi che volevano sollevare un vaso di cemento pieno di terra con una pianta. Dico, ma avete fumato qualcosa? Dico, no, vogliamo vedere chi ce la fa spostare. Questo è il cambiamento che loro vivono, i muscoli, la forza, e nessuno gli spiega perché, qual è il fine, qual è il senso, che loro sono forti per sacrificarsi, perché loro devono porre il loro corpo tra l'aggressore e le persone che devono proteggere, che è una cosa che è evidente nella letteratura per ragazzi, vi ripeto, Michele Strogoff, L'ultimo dei Moicani, eccetera, per questo l'eroe sanguina sempre, ma è una cosa che noi non spieghiamo ai ragazzi. Il punto non è che tu non devi essere forte, che tu sei forte, ma per proteggere, non per aggredire. E da qui tutto il discorso del femminicidio, eccetera, eccetera. Perché se tu non spieghi che tu sei alto 1,80 m, pesante 100 kg, pieno di testosterone, per sacrificarti per proteggere, magari questi utilizzano tutta questa forza in altro modo. Io 2 cosine gliele direi a sti ragazzi. Okay? Quindi noi, dal mio punto di vista, non solo dal punto di vista della riproduzione, dal punto di vista sessuale, ma da tutti il ruolo paterno, forza e accoglienza, il ruolo materno che non abbiamo approfondito, ok? Ma noi siamo perfettamente attrezzati da qualsiasi punto di vista. E anche qui io non distinguerei tra il corpo e la psiche, perché soprattutto le donne lo sanno benissimo, almeno una volta al mese le due cose sono assolutamente interrelate, giusto? Quello che capita nel corpo capita nella psiche, quello che capita nella psiche capita nel corpo. Ok? Microfono. Per dare, diciamo, il cappello, se ho ben capito. Sostanzialmente
il papà e la mamma sono i catalizzatori che portano dalla potenza all'atto, come in dietro consiglio, sto leggendo Paolo Takashi Nagai, però nella pedagogia è un tema ricorrente, i figli come alberi e non come bonsai. E quindi in questo caso la biologia, diciamo, diventa un episteme, la chiglia che mostra la direzione da percorrere. Sì, ma io non vorrei parlare di episteme potenziato perché sennò facciamo domattina, però direi però pensare i figli come degli alberi e non come dei bonsai vuol dire partire dal presupposto che i figli hanno un progetto e che noi dobbiamo solo aiutarli a sviluppare, che non siamo noi come i bonsai che prima ci immaginiamo come il figlio deve essere e poi lo formiamo come noi vogliamo che sia, ha già il suo progetto. Un conto è il bonsai, un conto sono i pali di sostegno che mettiamo intorno agli alberi, i genitori sono pali di sostegno, ok? Poi potenziato, episteme, d'accordissimo, magari ci troviamo davanti a una birra a parlarne. Si è fatto tardi, giusto? Si chiude? Grazie Roberto, grazie mille. Ecco, poi tra l'altro educazione significa esattamente questo, cioè accompagnare, no? Tirar fuori il meglio di te e farti crescere. Ecco, a nome dell'amministrazione e a nome del sindaco che è qui presente, che saluto assieme a tutti gli altri e a tutti voi, ti vogliamo regalare questo omaggio che è la storia di Caorle rappresentata in maniera sacra della nostra Vergine Maria, che è qui nel santuario, ed è un libro fotografico che racconta in qualche verso e in qualche modo chi siamo. Ok, ti ringrazio molto della tua presenza, grazie a tutti voi e buona serata. Vi ricordo che chi volesse comprare dei libri di Roberto, che magari vi potrà anche autografare, sono qui, ok? Se avete desiderio qua. E ci sono anche i volantini del Festival dell'Educazione. Grazie.